4,5 milioni di euro sono stati stanziati da Regione e Magistrato alle Acque per la difesa dei litorali di Sottomarina, Isola Verde e Rosolina, compromessi da recenti mareggiate, e per il riassetto della foce del fiume Adige. Praticamente partire subito, dopo purtroppo sappiamo che in questo settore abbiamo sempre problemi, diciamo tra virgolette, burocratici, quindi andare a prendere la sabbia, caratterizzarla, vedere che tipo di prodotto portare sullo spiaggiato e tutto quanto, però insomma faremo l'impossibile per dare la possibilità a questa parte importante del Veneto marittimo e turistico regionale, insomma, di essere pronti per la prossima stagione. Super multa a Trenitalia da parte della Regione di 3.600.000 euro per i disagi e ritardi subiti soprattutto dai pendolari. Per l'assessore alla mobilità Chisso sono soldi che torneranno ai cittadini veneti. Non è questa la strada che vogliamo, non è questa la qualità del servizio che i nostri concittadini si attendono. Intanto abbiamo applicato questa multa di pari a 3,6 milioni che restituiamo agli utenti. Chi ha l'abbonamento mensile può chiedere per 2 mensilità lo sconto del 60%, che non è poco. Sono orgogliosa di aver sentito che a livello nazionale il Veneto è considerato un modello d'avanguardia. Lo ha detto l'assessore all'istruzione e formazione Elena Donazzan durante il seminario sull'orientamento negli studi che si è tenuto ad Abano Terme. Per Donazzan l'orientamento rappresenta il nodo strategico per il successo sia nel percorso di studi sia nel lavoro, e in Veneto ad essere vincente è la forte sinergia che esiste fra istituzioni, scuola e mondo del lavoro. Il 25 marzo si festeggia la Fondazione di Venezia, avvenuta nell'anno 421. Molte le manifestazioni in programma, un premio è andato ai bambini dell'Istituto Paritario San Giuseppe di Castello di Venezia, che hanno partecipato al concorso Disegna il Leon del Veneto. A loro il vicepresidente Manzato ha spiegato il motivo della festa del popolo veneto. Ha un senso importante per una serie di motivi. Uno, per ricordare la nostra storia e anche il nostro futuro, perché parte dall'identità. E poi un significato importante anche per il turismo e per l'economia. Oggi in tutto il mondo si evidenziano le identità, più forti sono le identità e più la gente vuole conoscerle. D'ora in poi le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale dovranno rispettare uno schema comune di bilancio. Per l'assessore Valdegamberi si tratta di un provvedimento che punta a qualificare, razionalizzare e rendere più trasparenti i bilanci. Vogliamo che siano appunto ben delineate le linee di impostazione del bilancio, in quanto credo che è importante garantire la trasparenza e la veridicità dei dati riportati. Questo perché noi crediamo proprio nel volontariato come grande risorsa per il nostro paese, per la nostra regione in particolare, e quindi vogliamo che la trasparenza dell'uso delle risorse sia garantita al massimo livello, quindi anche uno schema unitario di valutazione del bilancio credo che può contribuire a migliorare questo processo di trasparenza.